Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Ed eccoci qua, bentornati su Radio Libertà, qui su Crossroads. E oggi abbiamo persino una visita speciale. Caro cugino, non fare il timido, vieni a fare giusto un saluto. Ma vieni, non ti preoccupare. Non era previsto questo, non era previsto, però lo facciamo lo stesso. No, buongiorno vai. a tutti, io sono l'altro pazzo per chi segue i Barbe Eleganti, ma non voglio interrompere la tua trasmissione. Vai, tanto l'intro non c'è, quindi... Bene, buona visione a tutti e buona trasmissione, cugino. Bravo cugino, che hai fatto anche un po' di barchetta per il lunedì. E dopo questo saluto del cugino Marco, chiedo alla regia di andare subito con la prima canzone. Quindi andiamo con la bravissima violinista svizzera ma residente a Londra, Mary Midfield, con il suo ultimo brano uscito dal suo nuovo album The Feast. Regia, se ce l'abbiamo, perfetto. Every morning you knew I'd be right on cue. A songbird carries you out of your beauty sleep. I'm devoted to you and your disloyalty. Did you know that I prepare to quiet the feast? My hips and lips will tackle all your wildest beasts. Hold me in your hands. Bad weather on Sundays isn't for you. You rejoice at something new. A costume, perhaps, a shiny flask. Where do you stand? What do you want from me? If my lips turn blue, will you bury me? Cry for me, will you keep me company? I love to love, but nobody loves to love me. I could always tell you had a soft spot. Why is it that you never took the shot? I served it to you on a silver platter. Imagine if our oceans came together, a pool of blue moons that defy bad weather. I love you. Let's change the world forever. We went to visit the graveyard to see the people you can live without. You saw a ghost and I proposed. I'm on my knees. What do you wanna be? If my lips turn blue, will you marry me? Cry for me, will you keep me company? What is it gonna be? If my lips turn blue, will you marry me? Come for me, will you try to like me? You love to love, but you'll never love to love me. Need a right hand, I promise I'll be there on your side.
Tiptoe on the sidelines, ghost you every night. Drain me of my blood, lock it in your vault. Careful, please be gentle. Take me to your temple, gratify me. All is well. Wrap me in a dress and bless me with a kiss. Satisfy me. All is well. Keep me in your bed and love me till I'm dead. Ed eccoci tornati dopo questo primo pezzone di oggi. Appunto, come vi stavo anticipando prima di portare la canzone, appunto da questa eclettica artista elvetica che ci delizia con questo brano davvero molto che ha davvero molti intrecci di generi tra di loro, perché presenta comunque elementi che vanno dall'indie rock, un po' di elementi pop, anche un po' di parti di quasi da opera, con delle parti strumentali, appunto con i violini in sottofondo. Appunto, lei comunque ha studiato fin da quando aveva 5 anni, ha dichiarato in diverse interviste appunto di aver imparato a suonare il violino, quindi ci aggiunge anche questa parte che gli dà anche una pomposità ancora maggiore al brano. E appunto oltre a questi elementi si possono notare appunto anche elementi rock e pop. E secondo me questa è un'evoluzione davvero interessante di quello che può essere la musica, sia diciamo da una parte quella pop, che quella di un rock appunto un po' più leggero, appunto quello delle indie, non di certo quello più heavy, diciamo che stile Led Zeppelin, cui molti ascoltatori saranno sicuramente fan. E appunto stavo dicendo che questo genere di costruzione musicale può essere un qualcosa di molto ispirante, ecco, per il futuro, perché è un brano decisamente molto pomposo nella sua creazione, ha degli elementi che vengono molto valorizzati appunto come i violini, e riescono a dare una lettura molto più complessa a quello che è il normale rock o indie, cioè indie rock o pop che va nel mainstream ultimamente. Appunto qui si vede una preparazione artistica decisamente notevole, un brano decisamente più complesso rispetto alla semplicità che va molto di moda ora, e sicuramente lei ha dimostrato di poter portare qualcosa che possa essere sia radiofonico che complesso allo stesso tempo, e secondo me è questa la direzione che dovrebbe prendere oggi la musica per poter ritornare a una qualità magari che si è andata a perdere dagli anni, secondo me, quantomeno fine 70, inizio 80, dove anche il pop poteva farne da protagonista con grandi interpreti, e di cui per fortuna lo sta tornando a fare anche ultimamente, appunto come artisti come Lady Gaga o The Weeknd, che nonostante
portino una proposta più pop, più mainstream, riescono comunque a portare della musica di gran livello. Ecco, parlando della canzone più nello specifico, appunto, questa è una canzone, appunto, ripetendomi ancora, pop con parti di opera e indie rock, e che si concentra sul tema di quella che è una relazione, potremmo dire anche tossica o malsana, appunto nel brano l'artista parla anche di annullare addirittura se stessi per quello che è la persona desiderata, di come si possa creare un rapporto morboso che è assolutamente negativo, e di come questo possa farti del male senza che tu neanche te ne riesca a rendere conto, perché si è troppo focalizzati su quello che è il sentimento che si prova per un'altra persona. E secondo me è molto interessante anche nell'analisi di questo testo è l'immaginario molto gotico che utilizza nelle figure retoriche che porta per analizzare il testo, appunto. Si parla di chiese con uno stile architettonico gotico, in cui all'interno si fa riferimento a immagini di queste chiese con poca illuminazione, quindi molto scure, molto tenebrose, illuminate solamente da candele, e che va a creare comunque uno scenario gotico che poi ci sta anche molto bene con quello che è come dire, che può essere il tema della canzone, e che va poi a rispecchiare quello che sono che può diventare un amore se non viene portato avanti in maniera come dire, più sana e positiva, per cui l'immaginario serve a rammentare quello che può essere comunque grandioso nell'immaginario, ma che può essere anche cupo e spento, poi come può rendere appunto un amore tossico una persona. Come dire, sicuramente questo è un brano di cui ne avremo il bisogno di sentirne sempre di più e sempre in maggior numero direttamente quelle che sono le radio mainstream. Comunque dimostra che come al solito nel Regno Unito si riesce a dare maggiore spazio anche ad artisti che hanno una proposta diversa rispetto a quello che è la classica formuletta che per anni è stato appunto la musica pop, e che appunto, riprendendo anche magari un immaginario del passato, perché comunque un pop molto così barocco, diciamo, può ricordare comunque molto band o artisti del passato. Mi viene in mente, facendo un nome, i Queen potevano essere un esempio di... Loro erano molto confinanti tra il pop e il rock, però potevano essere un esempio appunto di musica molto barocca e molto, come dire, molto pomposa nella sua composizione. E secondo me un maggior numero di canzoni di questo livello nel mainstream non possono che far bene appunto alla musica di per sé. Ed ora chiedo alla regia di andare con la seconda canzone. Abbiamo un gradito ritorno su questa radio, perché la parte, come dire, musicale è stata curata dal buon Kingfish, il buon Criston Kingfish Ingram, con Angelique Francis con la canzone Escape. Memories
they play in my mind, burning, burning each and every single day. But I cannot stop the sun from rising in the sky, just like how I can't hide from myself. And no, I'm the master of my own hell. I just can't escape my tears. I can't erase these fears, and I can't escape. But I can't stand. I will face it and give it all I can. Anxiety haunting me, haunting every day of my life, causing pain and causing strife. Some days it cuts like a knife, but I won't give up the fight. I keep searching for the light, even deep in the darkest of nights. Yeah, no, I'm the master of my own life. Of my own life. I just can't escape my tears, and I can't erase these fears, and I can't escape. But I can't stand. I will face it and give it all I can. Go ahead, Kingfish. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, qui dopo la seconda canzone, Escape, con Angelique Francis e il mitologico Kingfish. Allora, vi devo fare una piccolissima confessione. Questo è un genere, ovvero quello gospel, che fino a, diciamo, un qualche annetto fa era... non mi sarei mai aspettato di poter apprezzare e di portare soprattutto in un programma radiofonico, diciamo da persona convintamente atea e diciamo avendo colpevole di avere un pregiudizio, diciamo, sulla musica religiosa. Difficilmente diciamo
mi sarei mai aspettato di portare questo brano qui in radio. Diciamo, poi la prospettiva comunque negli anni è cambiata molto e cerco sempre di più di valorizzare quello che è il lavoro che fa un artista singolarmente, più che badare semplicemente al tema. E in questo caso appunto è quest'artista, appunto Angelique Francis, è riuscita a creare un mix incredibile tra gospel, soul e ovviamente blues. Non poteva essere altrimenti, appunto, la copartecipazione alla creazione del brano dell'ottimo Kingfish, che hanno creato veramente quel perfetto connubio che ti tira fuori veramente un grandissimo pezzo. E appunto questa è una canzone che poi va a omaggiare tutto quello che è la musica diciamo di appartenenza della cultura afroamericana, appunto come ho già detto prima, con gospel, soul e blues, e che riesce comunque a cambiarne anche quello che è il significato, diciamo, classico che di solito ha questo genere, appunto, che è di solito rivolto ai canti religiosi che fanno in chiesa, soprattutto nelle chiese battiste o protestanti, comunque negli Stati Uniti, soprattutto ovviamente tra la cultura afroamericana. E secondo me questo cambio, anche questo ammodernamento del genere, ne giova tantissimo, perché ne apre a uno svariato numero di ascoltatori che magari potevano avere una timidezza nell'ascoltarlo, appunto per quelle che sono le tematiche legate al testo, e quindi non ascoltare, non poter gradire appieno questo genere musicale, che appunto passa da un tema strettamente religioso a un tema maggiormente diciamo di crescita interiore, perché appunto parla di come una persona deve affrontare le proprie paure, le proprie emozioni negative, appunto, quindi non scappare, appunto, come dice il titolo della canzone, ma trovare la propria forza a livello interiore, comunque non vergognarsi di avere paura, che rimane comunque un sentimento umano, ma riuscire a ribellarsi a quella paura, non diventarne una preda di quella paura. Se no è comunque un significato decisamente positivo, e che riesce comunque a slegare questo brano dalla tipica connotazione religiosa. E comunque un altro appunto che ci tenevo a fare, comunque, di quanto sia bello vedere dei ragazzi giovani che prendono dei generi che comunque rischiano di passare in secondo piano nel mercato musicale di oggi, e non solo li prendono, ma li riescono anche a rinnovare, rendendoli sempre più attuali. E questo secondo me è un grandissimo merito che va dato sia a Angelique Francis, che fa appunto sia con il gospel che con il soul, e ovviamente al buon Kingfish, che ha già dimostrato più e più volte di saper elevare il blues anche nel XXI secolo. Ed è secondo me questo è un modo incredibile per rendere un omaggio anche quelli che possono essere un po' i propri antenati a livello culturale e musicale, appunto, perché questi generi comunque sono e rimarranno sempre qualcosa di più rispetto a un semplice genere musicale, ma sono appunto un'eredità culturale che ci lasciano come dire, i nostri antenati e chi è venuto prima di noi. E saperli omaggiare in questo modo e portare avanti una tradizione che appunto rende la musica di più di quello che
banalmente viene visto, ovvero semplice intrattenimento, comunque rende e dà un grande servizio appunto per la storia e la cultura di queste comunità che hanno dato tanto, soprattutto a livello artistico e musicale negli Stati Uniti, ma e non solo, perché comunque generi come il blues hanno poi ispirato tutti i generi a venire, tantissimi generi a venire, e ne hanno regalato, diciamo, capolavori immortali da rock, hard rock, heavy metal e così via. Quindi secondo me per questo è molto importante continuare a mantenere viva questa tradizione. E quindi adesso, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, tra poco andremo in pausa, per una breve pausa. Poco prima di andare vi do una piccola anticipazione appunto di un pezzo, del prossimo pezzo, che sarà un pezzo appunto jazz, che è un pochettino, diciamo, un po' un tormentone che continua ad andare ultimamente. Sto portando davvero tanti pezzi, ma diciamo l'ascolto e la continua ricerca che sto facendo mi stanno portando sempre di più ad apprezzare sempre di più questo genere incredibile, che spero che riesca a anche per voi a diventare qualcosa di comune, che lo si ascolta tutti i giorni e non una musica, ecco, da camera, da vecchi che vogliono darsi un tono e come dire, darsi una immagine di intellettuali. Per cui subito dopo la pausa andremo con Too Good to Let Go. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero, per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ed eccoci tornati qui, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Come vi avevo preannunciato appunto poco prima della pausa, ora andiamo con la terza canzone, Too Good to Let Go di Eric Darius. Ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzo del sassofonista americano Eric Darius, che ci permette anche di smorzare un po' i toni, andare un po' più con calma e di prenderla nel giusto mood per gli ultimi due brani.
molto velocemente, appunto perché non questo è un brano appunto che ha un groove che fa andare questa canzone veramente ti fa andare veramente molto molto nel chill. C'è appunto l'enfasi sul trasmettere appunto delle vibes positive, dei sentimenti di felicità, e appunto lui di per sé, Rick Darius, è un jazzista che punta molto di più su questo, appunto, su un rinunciando a dei tecnicismi, appunto, a delle improvvisazioni o degli assoli, appunto, durante il brano, per concentrarsi su una costruzione che dia una maggiore enfasi, appunto, su creare un mood molto più tranquillo e che ti dia delle vibes positive, appunto. Per questo riesce comunque ad essere, appunto, nelle radio poi specializzate a riuscire a trovare e ritagliarsi anche un suo spazio, ed riuscire a fare anche dei concerti a livello internazionale, appunto, non fermandosi solamente al mercato americano, ma riuscendo anche ad andare, appunto, in tour sia in Europa che magari in altre nazioni, dove come abbiamo già ricordato più volte, come il Giappone, dove il jazz fa parte della cultura popolare, non è solamente la musica per le persone che si considerano più esperte e snob, appunto, come abbiamo oggi appunto qui con noi il cugino Marco, che è il perfetto esempio di che è un perfetto esempio di quel tipo di ascoltatore, nonostante Vasco. Qui appunto noi abbiamo pure minacce di invasione del programma. E appunto, dopo questo brano che ci permette di avere delle vibes positive, andiamo direttamente con il prossimo, invece, dove si va direttamente nell'incarnazione dell'heavy metal, con gli High on Fire, con il loro ultimo brano del loro ultimo album, Lamb's Breed.
Ed eccoci tornati dopo questa botta di adrenalina con gli Eye on Fire. Ma ora, prima di andare avanti, chiedo alla regia di mettere in sovraimpressione la foto che avevo preparato. Oh, eccola qui, la meravigliosa foto di Matt Pike, cantante e chitarrista degli Eye on Fire, che essendo la rappresentazione vivente dell'heavy metal non può che andare in scena naturalmente sempre rigorosamente e orgogliosamente a petto nudo, mostrando la sua erepanza senza vergogna, non avendo paura di mostrarsi rozzo, brutto e cattivo come solo i metallari sanno essere. Ma è anche per questo che io amo questa persona, l'essenza dell'heavy metal. E appunto, per raccontare gli Eye on Fire non si può non partire, ecco, dalla sua precedente band, ovvero gli Sleep, che sono una delle band in realtà più importanti per un genere a me molto caro, ovvero lo stoner, perché insieme ai Caius, da cui poi Josh Homme uscirà e creerà i Queens of the Stone Age, ecco, gli Sleep sono due dei padri fondatori di questo genere.
e appunto poi però per divergenze creative dovute diciamo alla sanità mentale dei due antagonisti all'interno della band, ovvero il chitarrista appunto Matt Pike e il bassista e cantante Al Cisneros, si arriverà purtroppo allo scioglimento di questa incredibile band e si andranno a creare due filoni che io amo chiamare il diavolo e l'acqua santa, appunto, perché se Matt Pike rappresenta un po' la parte più luciferina con il suo stile molto da metallaro, appunto con questi riff di chitarra molto profondi, questo stile anche estetico che rappresenta molto bene lo stereotipo che si ha del metallaro, sia appunto il diavolo, dall'altra parte c'è l'acqua santa, appunto Al Cisneros con Yom, che invece si concentrerà su uno stile molto più influenzato dalla musica orientale, da elementi spirituali appunto nella sua musica, e poi ne avremo comunque modo di parlare, spero, se farà uscire qualcosa anche qui su Crossroads. Però tornando a Matt Pike, lui è una figura che è decisamente influenzata dalla sua vita privata, ecco, una vita privata anche lì che rappresenta pieno lo stereotipo del metallaro, quindi una vita fatta di tour quasi perenni, di una dedizione totale alla musica, appunto ai due generi che lui poi ha diciamo ha contribuito a sdoganare di più, ovvero lo stoner e lo sludge metal, e al suo essere diciamo un pilastro dell'heavy metal di tutti gli anni 2000. Sicuramente gli Eye on Fire sono, per quanto riguarda un metal più classico e canonico, la band più importante di quel decennio, e Matt Pike lo ha decisamente vissuto assolutamente in pieno, senza tirarsi indietro per neanche un secondo. Cioè, per farvi un piccolo esempio, lui è rimasto diciamo libero e si è accasato solamente nel 2020 con ovviamente, come ogni persona diciamo che condivide lo stile di vita diciamo del metallaro, appunto con una lavoratrice di un simpatico nightclub di Las Vegas, per rappresentare proprio alla perfezione lo stile di vita senza freni del metallaro. E appunto questa canzone ne rappresenta tutto l'eclettismo di questo artista incredibile, che appunto è influenzato molto dal premessa, cioè lui ovviamente è anche un notevole consumatore di sostanze stupefacenti. Direi che dall'aspetto era anche abbastanza comprensibile. Comunque ha sì la sua età, ma ne ha all'incirca 56-57 anni, ne dimostra qualcosina di più, ma una vita ben vissuta ovviamente ti porta anche questi effetti collaterali. E diciamo appunto questa canzone appunto parla dell'uso ricreativo che si può fare delle foglie di marijuana, ecco, soprattutto in quelli che anche nell'antichità lo si utilizzava per scopi diciamo quasi rituali, ecco, quasi per cercare una spiritualità interiore, ecco, diciamo, da vero uomo tutto d'un pezzo. Lui sicuramente nel Medioevo sarebbe stato un berserker nel mondo dei vichinghi, senza alcun dubbio, ed è stato secondo me uno dei veri grandi ultimi metallari che il mondo ci abbia veramente regalato, e speriamo di averlo qui ancora per tanti anni, altri anni ancora, dato le sue condizioni non sono propriamente il massimo, però lui continua a lottare come un leone e a pubblicare musica soprattutto, perché qui si vede il suo grande talento. C'è una canzone con degli elementi anche qui di musica orientale che poi ricordano molto appunto quello
l'uso anche di cioè, quasi un mondo come dire alterato dalle sostanze può portarti, ecco, può farti immedesimare, ecco. Per cui io ne approfitto anche per augurare ancora una lunghissima vita a Matt Pike. Il mondo dell'heavy metal ha ancora bisogno di persone come lui, dato che questo 2025 è stato un anno veramente tremendo per gli amanti della musica. Lui deve assolutamente tenere duro. E adesso, carissimi ascoltatori, andiamo con il pezzo Crossroads di questa settimana, Sun Colored Eyes dei Batus. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con l'ultimo pezzo
della giornata, appunto, con questo brano molto particolare, appunto, di questa band, i Batus, che toccano latitudini che finora non abbiamo ancora conosciuto qui su Crossroads, ovvero quelle della Colombia, e portano un brano decisamente molto sperimentale, appunto, che unisce elementi di musica psichedelica, influenze medio orientali e anche diciamo alcune parti di musica folk e popolare, appunto, colombiana e sudamericana. Appunto, secondo me questo brano è la definizione perfetta di pezzo Crossroads, appunto, perché è un pezzo che unisce veramente tantissimi mondi musicali diversi e ne crea un qualcosa di unico. Poi sono comunque un grande fan anche dei brani strumentali che radiofonicamente magari risultano meno efficaci, però puoi ammirare comunque, secondo me, tutte le abilità tecniche di una band e appunto qui ne si ha un esempio incredibile. Appunto, con diciamo però questo stile, questa musica, hanno voluto comunque regalarci comunque un'immagine evocativa di un qualcosa di appunto di caldo e di avvolgente, appunto, come ci suggerisce il titolo, anche di dare uno sguardo, appunto, con degli occhi che hanno il colore del sole, appunto, quindi di abbracciarci, appunto, con qualcosa di caldo e che ti penetra l'anima, appunto, solamente con la parte melodica della canzone. Secondo me, per questo valeva la pena, appunto, metterla in questa puntata di Crossroads, anche perché poi brani psichedelici sono, diciamo, una delle mie grandi passioni. Carissimi ascoltatori di Radio Libertà, purtroppo per oggi abbiamo finito. Ci vediamo ovviamente settimana prossima con lo speciale di Halloween che ho preparato per settimana prossima. Ebbene sì, speriamo Mario Giordano non se la prenda troppo. Vi ricordo ovviamente anche ogni lunedì Barbari Eleganti con il cugino Marco, che salutiamo e ringraziamo per essere venuto a trovarci, e noi vi do appuntamento a settimana prossima, ricordandovi che qui su Radio Libertà la musica non muore mai.